Non si può certo spiegare come le persone diventino amiche. Io, John e Yoko siamo diventati amici e ho avuto la possibilità di vedere le persone che erano, di fare le cose comuni insieme. Così ho avuto l'opportunità di scattare molte foto della loro intimità. Ci piacevamo a vicenda e passavamo tempo insieme. Quando non scattavamo foto abbiamo cenato insieme, abbiamo fatto una passeggiata, guardato la televisione insieme. John era uno che amava molto guardare la televisione. Parlavamo di quello di cui parlano gli amici, non certo di come stava vivendo quel periodo. Parlavamo del meteo, delle notizie di attualità della famiglia. Non ho mai veramente intervistato John Lennon. Ma cosa direbbe John Lennon di questa fase di conflitti e di guerre? Mi sarebbe piaciuto ascoltare la voce di John Lennon oggi, perché ha sempre parlato di pace, amore e comunicazione, che è una cosa di cui abbiamo tutti molto bisogno. John era anche un uomo molto simpatico e faceva delle affermazioni molto incisive che al tempo stesso erano spesso serie, ma anche molto divertenti. Mi piacerebbe leggere un tweet di John Lennon. Lui era favolosamente divertente e favolosamente importante. Quando gli viene chiesto cosa gli manca di quei giorni newyorkesi, risponde: io vivo nel presente, non vivo nel passato e sono felice di essere qui. Com'è stato il dopo John Lennon quando when he died? È stato sicuramente uno dei momenti più difficili della mia vita. Quella è stata probabilmente la telefonata più difficile che io abbia ricevuto. Tra l'altro in quel momento stavo sviluppando delle fotografie che avevo scattato veramente 2 giorni prima della morte di John. Ma la cosa più difficile è stata processare il lutto di un amico, la perdita di un amico, quando tutto il mondo era in lutto per la perdita di un'icona e un punto di riferimento di un artista. Una conflittualità tra la perdita personale e la perdita collettiva. Ho bevuto in modo pesante solo per i successivi 20 anni e da allora sono assolutamente sobrio. Sul ruolo di Yoko Ono, no? In tanti si sono divisi su questo. Lei ha conosciuto la coppia, ha visto anche come c'è stata un'evoluzione nella storia personale e artistica di John Lennon. È così? Yoko non ha separato i Beatles, erano dei ragazzi grandi e facevano quello che volevano, e John era uno che faceva sempre quello che voleva, quindi non c'era nessuno che potesse influenzarli. Detto questo, Yoko ha subito un sacco di critiche basate sul razzismo legato alle sue origini etniche, anche perché non era una donna stereotipicamente bella, non era la bionda modella che le rockstar sposavano. In più era un'artista concettuale, una grande artista, ma i suoi lavori parlavano anche di dolore, parlavano di difficoltà. Erano lavori che volgevano ad una comunicazione impegnativa e spesso i critici musicali e non solo venivano in qualche modo respinti percependo questo dolore e sviluppavano la rabbia che poi rivolgevano di nuovo sull'artista e non sul lavoro, e quindi c'è sempre stato un grande fraintendimento e una grande sottovalutazione artistica del suo lavoro.